Bene, eccoci insieme anche oggi. Abbiamo il piacere di avere ospite Gian Pietro Napol, che è il presidente della FOIV, la Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto, qua per presentare la prima giornata nazionale contro il rischio sismico, Diamoci una scossa, che si terrà il 30 di settembre in tutto il paese. Allora, a promuoverla gli ingegneri. Come mai? Verrebbe più da pensare a un tema da protezione civile o da geologi. Devo innanzitutto precisare che non sono solo gli ingegneri, in quanto che l'iniziativa è partita dalla Fondazione Inarcassa, che è una libera fondazione, insomma, collaterale a Inarcassa, che è la Cassa di Previdenza degli Ingegneri e Architetti, e poi alla Fondazione Inarcassa si sono aggiunti praticamente i consigli nazionali degli ordini degli ingegneri, ma anche degli architetti. Questo per precisare. Dopodiché, insomma, gli ingegneri gioco forza, dico io, nel senso che sono coloro che praticamente hanno tutte le conoscenze e competenze per affrontare queste problematiche, in quanto sono coloro anche che progettano praticamente le strutture dei nostri edifici, delle nostre infrastrutture e quant'altro. Insomma, parlo di ingegneri strutturisti in questo caso. Quindi il 30 settembre, immagino, come succede in tali occasioni, ci saranno gazebi un po' in tutte le piazze. Esattamente. Questa è un'iniziativa a scala nazionale. Dovremmo essere presenti, perché ancora non abbiamo il numero proprio esatto, ma comunque su circa 500 piazze in tutta Italia. Nel Veneto, che è la zona praticamente che ci riguarda, saremo presenti in 50 piazze distribuite su tutto il territorio regionale. Per dire cosa? Per sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema del rischio sismico. Così come è stato fatto per quanto riguarda l'ecobonus sul risparmio energetico, in questa giornata noi intendiamo stimolare, far conoscere ai cittadini qual è praticamente il rischio, diciamo, che corrono a seconda del luogo dove abitano e della data di costruzione un po' del loro edificio. È un primo screening, diciamo. Va detto che ci sono dei fondi che sono definiti sisma bonus, che sono appunto destinati alla ristrutturazione degli edifici, degli appartamenti in funzione antisismica, che sono praticamente poco utilizzati. Tra l'altro va anche detto che il Veneto è classificata una zona sismica per la gran parte a basso rischio oggettivamente, tranne la zona della prealpina trevigiana bellunese, dove là insomma il rischio è un pochino più alto. Questo a seguito di quanto verificatosi qualche anno fa col terremoto dell'Emilia Romagna, perché precedentemente si pensava che il Veneto fosse al sicuro dai terremoti. In realtà alcune scosse hanno colpito il Basso Polesine e a seguito di questo, insomma, diciamo, tutto il Veneto oggi è classificato, seppur, lo ricordiamo, a basso rischio, insomma, zona sismica, e quindi può godere di queste agevolazioni, che però pare siano poco conosciute. Infatti uno degli argomenti che affronteremo con i cittadini è proprio anche questo, cioè di illustrare quali sono le opportunità che il cittadino ha per migliorare dal punto di vista della resistenza del proprio edificio ad eventuali, perché dobbiamo sempre dire eventuali, cioè si parla di probabilità, insomma, eventi sismici, e questo appunto è il cosiddetto sisma bonus, che ha praticamente per ogni alloggio, per ogni abitazione, un plafond di 96.000 euro, con la possibilità di agevolazioni fiscali che arrivano diciamo fino al 75% per quanto riguarda l'alloggio, la casa unifamiliare, diciamo, insomma, ecco, l'abitazione singola, e può arrivare fino all'85% per quanto riguarda invece i condomini. Posso immaginare però, l'osservazione, mi dica se sbaglio, è quella che comunque uno deve anticipare le spese.
E questo è uno dei problemi, nel senso che cioè, magari un appartamento all'interno, soprattutto all'interno dei condomini, eccetera, possono esserci i cosiddetti incapienti o delle persone anziane che non hanno grandi disponibilità, eccetera, e che hanno difficoltà praticamente ad affrontare questo tipo di spesa. Però va precisato che la legge consente anche di cedere praticamente il credito magari all'impresa che esegue i lavori, cioè, e quindi sono insomma tanti aspetti anche di dettaglio che vanno spiegati meglio di quello che è stato fatto, perché effettivamente abbiamo constatato anche noi che questi interventi, meglio dire, di miglioramento sismico, quindi miglioramento della resistenza, insomma, ecco, degli edifici, sono scarsamente utilizzati allo stato attuale. Ecco, se uno però vive in un condominio, riuscire a mettere in sicurezza antisismica necessita l'accordo di tutti quanti, o può essere anche il singolo appartamento messo a norma? Ma sul condominio sinceramente non ha senso di parlare del singolo alloggio, perché l'edificio va valutato non è proprio facile, nel suo complesso, e quindi questo è un primo problema. Insomma. Un secondo problema nasce dal fatto che magari molta gente pensa che debbano comunque lasciare il proprio alloggio per riuscire a fare gli interventi. Questo non è propriamente vero, perché ci sono delle tecniche insomma, che vanno studiate ad hoc, edificio per edificio, ma che consentono magari di intervenire senza che gli inquilini devono abbandonare. Comunque qualche disagio lo comporta, ma il gioco vale la candela, esattamente. Che c'è la sicurezza personale. 96.000 euro per alloggio nel caso di condominio, insomma, se sono, che ne so, un condominietto anche piccolo di 10 alloggi, sarebbero 960.000 euro. Questo è il contributo dello Stato. Il contributo dello Stato. Sì, che vale all'85% rispetto a questo plafond di spesa, insomma, cioè il plafond è 96.000, ma si può arrivare appunto fino all'85% della spesa. Oltre a questo ci saranno altri contenuti che veicolerete il 30 di settembre? È già, dal mio punto di vista, sarebbe già importante far crescere questa coscienza, insomma, che allo stato attuale non è così ben percepita, tra virgolette, perché quando vai a fare un atto di compravendita o di transazione devi portare l'attestazione della classificazione energetica del tuo alloggio o del tuo edificio. Non si capisce perché uno non debba portare anche la valutazione della vulnerabilità sismica dell'edificio, che io sarò ingegnere, quindi avrò una deformazione professionale, però in un qualsiasi organismo, nella fattispecie anche il nostro, se il tuo scheletro, praticamente la tua ossatura non è a posto, c'è poco da fare, insomma. Sì, ecco. È vero che sono cambiate le conoscenze, però uno, insomma, il problema è che intervenire a posteriori è sempre un po' più complicato e anche un po' più oneroso che intervenire dall'inizio. Esattamente, sono anni che la nostra categoria insiste sul fatto che si inizi praticamente a gettare le basi per un piano trentennale di interventi di messa praticamente in sicurezza del patrimonio edilizio italiano. Ecco. Abbiamo stimato, vado un po' a memoria, insomma, che ci sono 5 milioni di edifici che poi sono tutti soprattutto quelli dei centri storici, quelli che sono stati costruiti nel primo dopoguerra qua da noi, quindi prima del 74. La prima legge praticamente che detta delle norme in materia di edilizia antisismica è la numero 64 del 1974, dopo se ne sono succedute tante altre, però prima di allora non c'era assolutamente niente. Allora, l'attenzione sarà per il 30 di settembre, prima giornata della prevenzione sismica, come vedete anche nella locandina. Diamoci una scossa. Una battuta, un flash finale, perché voi avete, come categoria, avete appena celebrato il congresso nazionale. Temi all'ordine del giorno?
Beh, i temi all'ordine del giorno ce ne sono stati tanti, diciamo. I principali riguardano le nuove opportunità, soprattutto di comunicazione proprio con i cittadini, con l'opinione pubblica, eccetera. Beh, in secondo luogo abbiamo affrontato anche i temi che riguardano appunto l'aspetto della messa in sicurezza non solo degli edifici, ma tra virgolette oserei dire, mi scappa un sorriso, ma anche delle infrastrutture, nel senso che purtroppo... Sorriso amaro, esattamente, diciamo che purtroppo insomma, sono stati messi da parte e dimenticati degli aspetti di natura manutentiva che invece dovrebbero essere sempre presenti nella coscienza di tutti e soprattutto anche di coloro che dopo devono scucire i soldi e quindi dei nostri governanti. E anche i social e i new media non sono stati un terreno che avete frequentato? Sì, sì, i new media sono uno degli aspetti che a livello congressuale è proprio stato affrontato invece. Grazie a Gianpietro Napol, che è il presidente della FOIV, la Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto. Allora, ricordiamo ancora una volta, 30 settembre, prima giornata nazionale della prevenzione sismica, 50 piazze nel Veneto, giusto? Esatto. Dove si potranno trovare dei gazebo per avere informazioni. In primis ricordarsi che c'è il sisma bonus, vale a dire un'opportunità di contributo economico nonché fiscale da parte dello Stato per mettere in sicurezza il patrimonio edilizio del nostro Paese. Grazie. Grazie a voi. A voi, la prossima.